Adesso ci stiamo avvicinando al sistema di passaggi segreti sotterranei della zona che più volte abbiamo chiamato Tuvigeddu, il cui nome deriva da piccolo buco. Tuvigeddu è il colle dei piccoli fori, ma in realtà di fori ce ne sono veramente tanti. È tutto cavo questo rilievo calcareo collinare alle porte di Cagliari. Andiamo sottoterra. Vedete dei ferri accanto ai miei piedi che consentivano ad un nastro trasportatore di portar via dal sottosuolo le pietre estratte fino ad arrivare alla volta di quel capannone nel quale poi arrivavano dei camion che avrebbero portato all'esterno della collina di Tuvigeddu, ad opera della Italcementi, il materiale estratto. E sotto questi alti cipressi, come da tradizione, troviamo delle tombe non di certo moderne, ma bensì tombe molto antiche, tombe come vennero chiamate dagli archeologi fenicio-puniche. E qui poi dello zaino, perché voglio vedere questa zona. Siccome quando eravamo ragazzini noi, qui c'era Signor Corona, che era il guardiano degli Italcementi, abitava in questa casa qui, vendevano addirittura le uova, perché loro avevano le galline, dunque vendevano le uova alle persone della zona. E qui c'è anche dell'ocra, vedi che non avevo mai notato, se tu inquadri lì dietro, quella è ocra proprio. Dunque, questo rosso, queste linee rosse che vediamo sull'ingresso di queste tombe, perché sono tante. Un palo dell'Ene proprio inglobato col calcestruzzo dentro una tomba a pozzo. Che è questo? Insomma abbiamo, eccolo qua, un palo, è un controluce, questo è un palo dell'energia elettrica, eccolo, che è stato affogato, potremmo così dire, in una tomba fenicio-punica vecchia di oltre 2500 anni. Dunque noi questa zona non l'abbiamo mai vista. E siamo entrati in un ambiente molto angusto, vedete Roberto all'ingresso di quella che era una antichissima tomba punica cosiddetta della necropoli di Tuvigeddu a Cagliari. Questo scavo è molto particolare. Anzitutto va detto che le tombe si componevano di un ambiente scavato nella roccia, una celletta di forma, vedete, rettangolare o quadrangolare, al cui interno si sono poi accumulati, al posto dei defunti originari, questi bidoni di plastica, di latta. Roberto, mi dicevi a telecamere spente, forse qui ci sono stati, anzi leviamo il forse, è opera di Tombaroli? No, Tombaroli non lo so, ma sicuramente è vissuta, perché potrebbe essere anche del dopoguerra, ci sono delle cerniere, dunque questa qui c'era una porta, ci sono delle mensole. La cosa bellissima è che anche qui nell'angolo c'è dell'ocra proprio nitidissima, è un peccato a fianco comunque vedere questo blocco di cemento vicino all'ocra cartaginese diventa una cosa veramente, è un contrasto fastidiosissimo. Insomma, sa di abbandono, sa di degrado, sa anche di maleducazione o di non rispetto per la storia. Abbiamo visto quel palo della linea elettrica che è affogato nel pozzo d'accesso di una tomba, conficcato dentro una tomba punica e contornato da un getto di cemento, è qualcosa di veramente orribile. Bene, continuate a seguirci, prossimamente nuovi approfondimenti, nuove inchieste, in questo caso dalla Sardegna sotterranea. Ebbene, lasciamoci alle nostre spalle questi ambienti sotterranei e andiamo ancora più giù all'interno dell'antica necropoli fenicio-punica di Carales, Tuvigeddu.